Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Nuovi percorsi ceramici, formazione artistica e produzione ceramiche estense fra crisi dei mercati e prospettive di rilancio è il titolo del convegno che si è svolto sabato 6 novembre 2010 presso l'Aula Magna dell'Istituto Ferrari, ex Istituto d'Arte Corradini, a Este. Il convegno è nato dalla considerazione che il settore della ceramica è stato direttamente investito dall'attuale crisi, a causa della paralisi dell'edilizia e della generale mancanza di liquidità delle famiglie. La crisi economica però ha messo in luce errori di sistema, obbligando tutti i soggetti che operano nel settore a rivedere le proprie strategie. La ceramica a Este è un elemento che fa parte della tradizione. Fa parte della tradizione perché Este con Nove e Bassano è città della ceramica, ma per riuscire a fare in modo che questa tradizione sia futuro anche per la nostra città è importante fare iniziative che diano la possibilità a questa tradizione di essere reinventata, ripensata. E con questo percorso che stiamo dedicando oggi è anche mettere insieme la ceramica legata a moduli di arredamento della nostra città, della città di Este, ma non solo della città di Este, perché questo arredo urbano diventi elemento che fa progredire, che fa sviluppare le aziende che sono restate. Adesso i tempi sono cambiati, purtroppo si sta vivendo un'ennesima crisi del settore dovuta soprattutto a direi un'infiltrazione di prodotti da mercati a basso costo e questo ha confuso enormemente la clientela e non gli ha fatto più capire la differenza fra un prodotto fatto a mano di una manifattura italiana rispetto a dei prodotti di importazione. La Regione come può intervenire a favore di questo settore? La Regione può intervenire in molteplici scenari, ma oggi prevalentemente su un investimento in termini di corsi di formazione per i giovani organizzati in maniera anche molto precisa. La Coop Service oggi ne dà testimonianza anche per la lunga esperienza, perché questo mondo, questo sistema va un po' rivisitato, riorganizzato, perché il mondo della ceramica vissuto e conosciuto fino a non 300 anni fa ma qualche anno fa è radicalmente, notevolmente cambiato. Attualmente l'arte della ceramica e l'arte del restauro della ceramica esiste soltanto nell'Istituto Corradini, che è sezione associata dell'Istituto Superiore Ferrari di Este. Purtroppo gli studenti da qualche anno sono meno interessati a questo indirizzo, proprio perché c'è una crisi oggettiva sul mercato e quindi preferiscono iscriversi ad altri tipi di indirizzi presenti nell'istituto. Questo è un grandissimo peccato proprio perché siamo rimasti praticamente soli in Veneto che facciamo questo tipo di formazione. Il convegno si è svolto a conclusione del progetto formativo Tecne Percorsi Ceramici, finanziato dalla Regione Veneto attraverso il Fondo Sociale Europeo, nel corso del quale 3 allieve dell'Istituto Ferrari hanno realizzato un'attività di ricerca ed approfondimento tematico nel settore della ceramica. L'obiettivo dell'intervento è stato quello di contribuire a salvare l'importante patrimonio di competenze professionali nell'ambito della produzione della ceramica estense, che rischia di andare perduta, individuando nuovi sbocchi produttivi e commerciali.